Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo per essere ancora questa volta Buon pomeriggio. con noi. Allora sindaco, cominciamo subito con l'attualità. Il governatore Schifani ha confermato si faranno i 2 termovalorizzatori previsti, cioè gli impianti che bruciano i rifiuti non riciclabili per produrre energia elettrica e termica, e si faranno una a Palermo e una a Catania. Sono già stati stabiliti il sito di Catania e i tempi? Per quanto riguarda il sito, sì, perché è stato condiviso con il comune. È un sito alla zona industriale in prossimità di un impianto della Sidra, dove noi pensiamo anche di realizzare l'impianto di digestione anaerobica dei rifiuti compostabili. Per quanto riguarda i tempi non sono aggiornato sugli ultimi sviluppi, abbiamo l'esigenza pressante di accelerare, perché solo la realizzazione del termovalorizzatore potrà consentirci di risolvere una gran parte dei problemi che noi viviamo sul tema dei rifiuti. Ma previsioni possibili? È difficile? No, è chiaro che stiamo parlando di una deadline, ma sempre nel 2029, non prima. Passiamo al riconoscimento a Catania di Città dei Giovani 2025. Abbiamo anche registrato la sua soddisfazione qualche giorno fa. L'anno scorso eravamo sul podio. Ci sono nuove iniziative previste dopo quelle precedenti? Naturalmente stiamo adesso noi concentrando i nostri sforzi per implementare il sistema che abbiamo noi presentato, col quale abbiamo vinto. È chiaro che noi abbiamo fatto leva sui nostri punti di forza, cioè il fatto che Catania sia un importante distretto dell'high tech, e nello stesso tempo sulla produttività e del settore imprenditoriale, oltre che dell'assoluta sintonia che registriamo tanto con l'imprenditoria locale quanto con l'università. E questo fa sì che i giovani si stanno sempre più appassionando e stanno trovando delle nuove prospettive occupazionali, o comunque per sviluppare la propria creatività nel campo dell'innovazione e della tecnologia, grazie a questa cultura di sistema che abbiamo messo in campo. Quindi per questo ho trovato estremamente gratificante il riconoscimento che abbiamo ottenuto e che ci consente di dare ai nostri ragazzi nuovi orizzonti. Ecco, ma lei ha detto qualche giorno fa una frase importante, ha detto dei giovani che viene il rinnovamento, che potrà arrivare il rinnovamento di Catania, tra le altre cose che ha detto. È importante questo, ma i giovani sono, come dire, attrezzati e hanno voglia di questo? Assolutamente sì, noi stiamo provando a coinvolgere. La ragione per cui io giro molto nelle scuole è proprio perché stiamo cercando di trasmettere il messaggio che la città da sola non può cambiare assolutamente, e solo attraverso il coinvolgimento delle forze più sane questo può avvenire, ma soprattutto attraverso il ribaltamento del modello su cui finora si è improntato il rapporto fra istituzioni e cittadini, cioè l'istituzione come qualcosa di estraneo che deve dare, mentre noi dobbiamo dare il nostro buon esempio, ma nello stesso tempo chiedere ai cittadini, e in particolare ai più giovani: tutti potete dare qualcosa, tutti potete fare qualcosa. Io ho avuto un bellissimo incontro in una quarta elementare della San Giovanni Bosco, perché un bambino, Alessandro, mi aveva mandato una lettera veramente toccante. Ho sentito il dovere di andare a spiegare per quale motivo le cose che chiedeva non tutte si potessero fare, ed è stato un bel momento di confronto con questi bambini sorridenti che hanno compreso che essere sindaco non significa essere una carica, avere una fascia e basta, significa provare a fare il papà, in questo caso, di tanti bambini. Certo. E allo stesso tempo chiedere loro di aiutarci a dare soluzioni, perché basterebbe che tutti quanti i bambini sollecitassero i genitori al corretto conferimento dei rifiuti, a non posteggiare in doppia fila, e già potremmo fare molto di più. Questo è interessante, i giovani come pungolo dei genitori, mi sembra una cosa molto, molto concreta. Adesso dalle gioie ai dolori, sindaco. Purtroppo ci sono tante. Ecco, il degrado non risparmia, e qui ci facciamo seri. Piazza Europa, il salotto buono di Catania, l'affaccio al mare è diventata una indecorosa cartolina per residenti e turisti, e al posto del solarium sta spuntando man mano una discarica, come potrà vedere dal servizio di Tonino De Mano.
Inciviltà, incuria, indifferenza e perché no imbarazzo. A Catania, piazza non fa rima con luogo di svago e di ritrovo, ma di abbandono e di approssimazione. Mentre si annuncia in pompa magna la realizzazione di nuove aree attrezzate a verde, quelle presenti, anche di recente inaugurazione, sono nell'oblio. Piazza Europa è l'esempio lampante. Guardate le condizioni delle panchine smart con ricarica wireless per lo smartphone. Nessuno le utilizza e a giudicare dalle immagini chi può siede altrove. In pratica tutti evitano la tecnologica e sporca panchina. A pochi metri cumuli di coriandoli, eppure il carnevale è passato da quasi 2 mesi. Il problema è la sera, quando si radunano i ragazzi un po'... Abbiamo visto troppe bottiglie di vetro rotte. Sì, anche io le vedo. Infatti devo stare sempre attento col cane che passeggia di qua. Ora c'è una porcheria, una schifezza. Non va meglio in piazza Sciascia, dove rifiuti e vetri sono ovunque, con alcuni contenitori dimenticati persino da chi dovrebbe occuparsi di svuotarli. Quello che vedete è in queste condizioni da oltre 10 giorni. Immancabile l'azione dei vandali, con plafoniere ed arredi distrutti. Da coprirsi il volto e gli occhi, la prosecuzione di piazza Sciascia con il parquet distrutto, mattonelle staccate e vetri in frantumi. L'affaccio a mare è un pugno dritto nello stomaco per chi crede ancora nella bellezza. E siamo al solarium, o meglio, al solarium che non si farà. In questo spiazzo, la scorsa estate, migliaia di catanesi e turisti godevano della brezza marina. Quest'anno non sarà così e l'area è già trasformata in una discarica a cielo aperto. Una transenna del comune di Catania viene utilizzata come scaletta. Giunti sul basolato occorre fare attenzione ai vetri rotti e ai chiodi arrugginiti. Prima di sporgersi per guardare il mare vi consigliamo di tenere gli occhi bassi, ma neanche troppo, visto che tra gli scogli si scorge persino uno scarico fognario. Sindaco, questo del mancato solarium è una brutta sorpresa per moltissimi catanesi e non solo. Allora, noi abbiamo dovuto compiere una scelta anche alla luce delle informazioni che ci venivano dalle autorità competenti. De Mano ha parlato di uno scarico fognario, in effetti si tratta di uno scarico di acque bianche, il quale però, quando c'è il troppo pieno, per effetto il troppo pieno in alcuni scarichi di palazzi che non siamo in condizione di individuare, talvolta c'è il pericolo di scarico di liquami, quindi non è che poi abbia detto una cosa inesatta. Questo ha comportato che in passato, qualcuno ricorderà anche la scorsa estate, in coincidenza con alcune piogge il mare si tingeva di un colore certamente poco gradevole. Pertanto abbiamo fatto una scelta, perché fino a quando non ci saranno i lavori del commissario per la depurazione sulle nuove condotte fognarie diventava non rischioso, perché ripeto non abbiamo ancora noi conferme ufficiali sui dati, ma in attesa che arrivino questi dati noi non potevamo però sbilanciarci su una progettazione che poi eventualmente venisse vanificata da chi poi effettuerà questi controlli e ci fornirà questi dati, quindi abbiamo preferito non realizzarlo. Per quanto riguarda tutto quel che è stato detto, ok, è vero, abbiamo visto con i nostri occhi, sono le immagini e il tono della narrazione che io continuo a dire non mi piace, perché obiettivamente è come se noi fossimo non ci stessimo adoperando in tante altre cose, però su quello che è stato fatto vedere è chiaro che dobbiamo fare di più. Infatti abbiamo immaginato un diverso sistema per quanto riguarda la manutenzione, prevedendo che ci sia una esternalizzazione per le piazze che abbiamo realizzato, in modo da garantire la pulizia costante, perché certamente vedere quelle panchine in quelle condizioni fa male. La interrompo, perché fate le panchine smart, visto che poi fanno questa fine e addirittura la gente le evita? Allora, a parte il fatto che fare le panchine smart ci viene molte volte richiesto dai bandi comunitari per poter garantire il finanziamento. Quindi l'Europa anche, sì, ma non è certamente l'Europa che ci dice di tenere le sporche, questo è fin troppo evidente, e quindi su questo dobbiamo pulirle, ma in ogni caso sono una opportunità da un punto di vista tecnologico perché possono ricaricare i propri dispositivi. Quindi ho detto che provvederemo alla pulizia attraverso altro genere di risorse, perché con il nostro sistema di manutenzione ordinaria non ce la facciamo. Per quanto riguarda la piazza Sciascia, nella parte non riqualificata, quella perché non è stato oggetto degli interventi, in quanto fino a un passato molto recente, non so ancora se adesso sia nostro oppure della gestione di chi gestisce Borghetto, c'era un problema di competenze, quindi stavamo cercando di capire chi debba materialmente intervenire. Non escludiamo di fare l'estensione del lavoro che abbiamo fatto nella prima parte di piazza Sciascia. Poi mi piacerebbe anche che però si facesse vedere cos'era piazza Sciascia una volta e cos'è adesso,
che Piazza Sciascia, che è ancora in perfetto stato. Ci sono stati vandali che hanno creato danno alle plafoniere, molte volte lo fanno e subito dopo interveniamo e ripristiniamo, Quindi come è successo con i giochi. Quindi per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda i rifiuti, io fino a questa mattina sono passato alle 7 in Piazza Europa, Piazza Sciascia, davanti a San Giovanni Licuti, e ho visto che dove ci sono i cestini molte volte non vengono raccolti i rifiuti, e quel che mi ha dato molto fastidio è che sotto il sacco c'è una quantità di rifiuti che evidentemente non viene raccolta da tanto tempo. Infatti ho fatto subito una segnalazione alla società che effettua la raccolta. Quindi quello che è stato detto da De Mana certamente è un qualcosa su cui dobbiamo porre rimedio, però se noi continuiamo a guardare solo le cose che non vanno, non facendo vedere anche cosa significa Piazza Sciascia oggi, in qualunque ora del giorno, ma soprattutto i sabati, le domeniche, piene di bambini, felici, festanti, perché comunque è una piazza che quando abbiamo consegnato alla città tutti ci hanno detto durerà 24 ore, e invece in perfetto stato dopo più di un anno e mezzo. Salvo qualche eccezione che abbiamo visto prima. Ma che non è nella parte nuova, non è la parte nuova. Certo. Però è chiaro che è giusto, non bisogna accontentarsi, non bisogna vivere delle cose che abbiamo già fatto, dobbiamo soprattutto migliorare quelle che... Beh, noi funzioniamo così, esatto, diamo anche da stimolo, non è che ci interessi. Ma per carità è giusto che sia così. Le prometto un'altra cosa, Sindaco, quando la ex piattaforma non sarà più luogo di rifiuti, noi faremo un servizio... No, è una cosa importante, per quanto riguarda i rifiuti, meno male me l'ha ricordato, l'ex piattaforma... È il demanio che deve intervenire là, non è il comune, quello non è zona comunale, è zona demaniale. Quindi noi, paradossalmente, se anche chiedessimo il favore alla ditta che fa la raccolta di rifiuti di andare a effettuare il servizio lì e succede qualcosa, io mi rendo conto che per i telespettatori può sembrare surreale quello che sto per dire, ma noi saremmo responsabili perché abbiamo chiesto di effettuare un servizio dove non eravamo legittimati a farlo, a compierlo. Però è chiaro che non... chiederemo al demanio di effettuare loro la pulizia. Queste sono parole sante. Allora, tempi di rincaro per il trasporto degli autobus. Da ieri il costo del biglietto è passato da 1 euro a 1,40 per la costa semplice di 90 minuti. Però il nuovo abbonamento integrato Metrobus City è a disposizione di tutti, validità annuale, prezzo agevolato, mi corregga se sbaglio, 120 euro. E nessun aumento, a differenza di quello che è stato detto in queste ore in qualche social, nessun aumento e nessuna variazione oraria sugli stalli blu gestiti da Sostare. È così, Sindaco? Assolutamente così. Il prezzo l'aumento del costo del biglietto unico a 1,40 è stato determinato dall'esigenza di riequilibrare il costo rispetto a quello che succede a Messina e a Palermo, perché la regione siciliana ci sollecitava da tempo affinché questo avvenisse. Noi abbiamo riparato attraverso la realizzazione di un accordo con FCE e MTS che con questo biglietto di 120 euro l'anno, stiamo parlando di 10 euro al mese, consente di utilizzare tanto la metropolitana quanto il servizio di linea con gli autobus a un prezzo veramente vantaggioso, direi quasi politico. Poi c'è qualcuno che evidentemente ha bisogno di avvelenare i pozzi e ha messo in giro, stiamo parlando di un gruppetto politico che ci aveva già accusato di aver realizzato un ecomostro di cemento armato senza avvedersi che stava parlando di Villa Ceramiche lì da oltre 60 anni, e quindi di loro preferisco non occuparmi. Chi sono questi, lo sa? È un partito politico, non mi sembra giusto dirlo, comunque sì, perché l'hanno pubblicato loro, quindi è un partito... dell'opposizione. Sinistra italiana si può dire, non è una cosa sinistra italiana si chiama. Ah, ecco. Quindi l'ha detto, sì, assolutamente, in effetti non c'è motivo, anzi diamo. Quindi nessuna abolizione della gratuità della cosiddetta pausa pranzo. Per adesso no, aggiungo per adesso perché la stiamo prendendo in considerazione, ma non è solo una questione di aumento fine a se stesso, si tratta di un aumento finalizzato a compensare dei costi in più che noi vogliamo chiedere a MTS per aumentare il chilometraggio del trasporto pubblico locale, e nello stesso tempo noi stiamo cercando anche di creare degli strumenti dissuasivi non alla sosta ma alla circolazione delle auto.
Quindi la gente, quelli che si stanno convincendo, cominciano a camminare a piedi. Le posso garantire, direttore, che stanno cominciando a Ma ringraziarci. deve esserci un parallelo incremento dei servizi pubblici. È giusto, è naturale, tant'è vero che l'aumento, quando sarà realizzato degli stalli, corrisponderà a 600.000 km in più del trasporto pubblico locale. Perfetto, quando avverrà questo lo sa già? Non abbiamo ancora, è in fase di studio. Volevo sottolineare, Sindaco, mi sono dimenticato un minuto fa, quando lei diceva il servizio di questo o di quello, noi quando facciamo vedere le cose che non vanno, lo facciamo per stimolo, non perché ci interessi creare battaglia dico politica. subito, per carità, i servizi vanno benissimo. La narrazione di sottofondo mi sembra un po' troppo sbilanciata. Me l'ho sempre detto, lo dico perché Tonino De Mano è un amico, quindi mi permetto di dirlo senza alcun tono polemico. Le assicuro che anche la narrazione del mio collega Tonino De Mano serve da stimolo e non ha altri scopi. Va bene, grazie. Allora, domenica 4 maggio Catania si tinge di tricolore con il Catania Air Show, l'abbiamo anche visto stamattina ai telegiornali. Il cielo della città si colorerà con le scie delle frecce tricolori. L'evento è stato presentato... Pericoloso lapsus. Sì, me ne capitano tanti, gli ascoltatori mi scuseranno. L'evento è stato presentato al Palazzo degli Elefanti. Allora, Catania è la prima città su cui sorvoleranno le frecce nel 2025. Non solo è la prima città in cui si esibiranno le frecce tricolori, ma è anche il primo evento di questo genere a Catania città, perché c'è stato ad Aciriare, c'è stato in altre zone vicine, ma a Catania non c'è mai stato. È una iniziativa che abbiamo potuto noi programmare grazie alla sponsorizzazione di Freeman Foundry, dell'ingegnere Simone Massaro in particolare, che oggi ha spiegato una cosa che mi piace molto ripetere: è un'operazione di give back, di restituzione alla città, di un imprenditore che ha realizzato tanto e vuole dare qualcosa adesso alla sua comunità, e mi piace che questo avvenga con il tricolore che si staglierà sul cielo sorvolato dalle nostre frecce acrobatiche, perché poi quel tricolore con la bandiera rosso-azzurra è quella che ci fa sentire fieri della nostra appartenenza, e quindi sono contento che ci sarà questo evento che richiamerà, sono certo, decine di migliaia di catanesi a lungomare, e sarà una bella giornata di festa. Bellissima, non c'è dubbio. Adesso facciamo una pausa, poi toccherà a voi. Allora, il telefono per il WhatsApp, vi raccomando per favore brevi, 342 74 55 005, e per la mail è Sicilia24, 24 è il numero, focus, tutto attaccato, ripeto, Sicilia24 focus, @telecolor.it. Vi aspettiamo fra pochissimi minuti. Appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, grazie ancora per essere con noi. Tocca a voi, 342 74 55 005, lo vedete sulla destra del vostro teleschermo. WhatsApp brevi per favore, per chiedere, fare domande al sindaco, ha la cortesia di rispondere in diretta. Allora, vediamo se siamo pronti. Buongiorno, chiediamo al sindaco Trantino di conoscere se e quali provvedimenti ha assunto per rimuovere i resti dei lidi balneari di San Giovanni Licuti. Grazie, Paolo Loturco. Questo si firma proprio per intero. Sì. Ma avevo detto nelle scorse puntate che noi intendevamo diffidare i titolari di quell'area demaniale affinché la liberassero. Ho appreso ieri dall'assessore Pesce che stiamo per effettuare noi il servizio. Non ho chiesto se a danno dei titolari oppure con quali altre risorse, però è un qualcosa che noi faremo il prima possibile, perché non possiamo arrivare alla stagione estiva in quella condizione. Quindi lo farete, diciamo, in qualche modo al posto di chi dovrebbe farla. Esatto, ecco, esatto. Tanto per parlarci chiaro. Esatto. Vediamo un altro messaggio. Buongiorno signor Sindaco, come mai non si muove foglia per avere la luce in via Ustica? Ma guardi, questa cosa della luce in via Ustica credo che dipenda ancora da un danno conseguente all'esplosione in via Gualandi, che ancora non sono riusciti a riparare, perché devo dire che tutte le segnalazioni che io poi giro, da quelle che voi mi fate in trasmissione, giro ai tecnici dell'Enel, vengono quasi sempre risolte immediatamente. Sì. Quella di Viale Bummacaro della settimana scorsa mi hanno detto che sarebbe stata risolta
lunedì, quindi l'altro ieri, non so se poi materialmente abbiano adempiuto perché non ho avuto il riscontro, però laddove è possibile intervenire subito lo fanno. Quando ci sono dei danni più importanti invece diventa più difficile. Oggi vedrò ancora una volta a che punto sono con i lavori in via Ustica. Bene, grazie per questo. Come vedete il sindaco prende nota. Buongiorno signor sindaco, visto che in via Re di Puglia non si risolve niente e controlli non se ne vedono, siamo peggio di prima, perché non mettete di nuovo i cassonetti per poter stare un po' più puliti? Io non riesco a capire perché ci siano ancora cittadini che sollecitino l'apposizione di nuovo dei cassonetti. Significherebbe ripiombare indietro, perché nel momento in cui mettiamo i cassonetti la gente là dentro butta tutto quello che vuole. Anche quelli differenziati? È naturale. È chiaro che a quel punto non c'è più l'indifferenziata, perché mettono nei cassonetti della plastica, noi troviamo l'organico, quindi non solo non possiamo differenziare il rifiuto cosiddetto nobile, ma ci troviamo anche a dover aumentare la quota di indifferenziato con ulteriori costi. Non possiamo tornare ai cassonetti. Soluzione invece alternativa, quella giusta? La soluzione alternativa è quella di un corretto conferimento. Il sistema, se applicato correttamente dai cittadini, funziona alla grande. Oggi mi hanno mandato il report per cui abbiamo fatto il 150% di contravvenzioni in più rispetto all'anno scorso in questo mese di marzo. Beh, non vuol dire che funziona, vuol dire che... No, il sistema funziona, non funziona la testa di molti nostri concittadini, è diverso. Quindi quello che dice il ascoltatore è assolutamente corretto. In via Re di Puglia c'è una condizione chiamiamola di caos elegantemente, ma non è di caos, forse dovrebbe dire di schifo, ma certamente, ma non perché non effettuiamo il servizio di raccolta, perché ognuno pensa di fare quello che vuole. Ma noi abbiamo messo 80 vigili in più, di questi una buona parte sono all'ambientale. Se noi dovessimo pensare di intervenire su tutte le aree che non funzionano, non basterebbero 10.000 vigili. E quando qualcuno ci dice ci vuole l'esercito, sono tutte formule retoriche. L'esercito cosa fa? Non può sparare, meno male, per fortuna non spara. E quindi cosa fa? E allora se è la testa che deve cambiare dei cittadini. Oh, mi scusi, io abito a via Re di Puglia, faccio l'esempio, che devo fare? Deve buttare la plastica la domenica sera, la carta il martedì sera, quindi ci sono dei giorni di conferimento per il quale in via Re di Puglia, così come in tutte le altre strade della città, si è vincolati al rispetto di un calendario. Tutto qua. Però in via Re di Puglia quello di cui si lamenta è il fatto che la gente arriva dappertutto e butta qualunque cosa trovi. Quindi per questo mi dice ci vogliono i cassonetti, che tanto è tutto indifferenziato, però a quel punto non riusciremo mai a correggere. Io spero che si corregga, intervenendo, come dicevamo prima, sulla mentalità di chi invece non vuole rispettare le regole. Grazie, vediamo ancora un altro messaggio. Buongiorno, sono residente in via Annino, traversa di via Regina Bianca. Aspettiamo ancora la rimozione della cenere, la strada è diventata un letamaio. Grazie, poi dice. Mi sembra assurdo che ancora non abbiano rimosso la cenere, mi dispiace, ha ragionissima, adesso io segnalo immediatamente. Perfetto, quindi il sindaco prende nota, vedete già sta manovrando il suo cellulare, a questo serve anche la nostra conversazione in diretta con il sindaco, proprio a migliorare per quanto possiamo noi naturalmente la situazione a Catania. Urge la potatura delle siepi in circonvallazione alta, dato che alcuni pedoni sbucano improvvisamente, cioè al punto che non li vedono. Perché allora adesso deve cominciare tutto il lavoro di scerbatura. Si chiama così, scerbatura. Sarebbe... La potatura credo che sia un po' più incisiva, nel senso la scerbatura è per quanto riguarda le erbacce. Okay. La potatura evidentemente di piante che devono essere invece appunto recise in modo un po' più sistemato. Ieri abbiamo avuto un'importante riunione con multiservizi. Direttore, io ogni giorno cerco di capire fra le 100 emergenze che ci sono quali sono quelle su cui posso materialmente agire. Dirò allo sfinimento, se fossi l'amministratore delegato di una società per azioni dovrei portare i libri in tribunale, perché non abbiamo la forza per riuscire a sostenere tutto il carico che noi invece abbiamo il dovere di sostenere. Non è una dichiarazione di resa, perché comunque ogni giorno proviamo a chiederci cosa stiamo trascurando. Io credo che lo sforzo
che stiamo producendo non penso fosse stato prodotto prima, però è anche possibile che sbagliamo, non lo so. Infatti, se eventualmente stiamo trascurando qualcosa e qualcuno me lo segnala, sarò ben felice di ricevere il consiglio, però a fronte di una spesa che prima era di 20 milioni a favore di multiservizi, un contratto di 20 milioni che adesso noi dopo il dissesto abbiamo potuto portare solo a 7 milioni, è chiaro che noi siamo manchevoli, perché non ci sono queste risorse, perché noi dobbiamo destinare una gran parte delle somme che incameriamo all'accantonamento per pagare i debiti del dissesto, e quindi è naturale che noi non possiamo dare risposta sulla manutenzione verde e sulla manutenzione dal dissesto? Ma così come in questo momento l'orizzonte non è assolutamente alla nostra portata. Vediamo un po' un altro messaggio. Buongiorno Sindaco, nonostante le nuove leggi, ancora oggi quasi tutti coloro che usano i monopattini non usano il casco, circolano a controsenso anche nelle corsie degli autobus, su marciapiedi, a volte in due sul monopattino. Grazie. Me ne sono accorto anche ieri, infatti vedevo peraltro le ditte che mettevano i monopattini dove non dovrebbero metterli, e in effetti ho chiesto di comprendere a che punto siamo, e adesso noi penso fine mese ci sarà la nomina del nuovo comandante e del vicecomandante, e lì dobbiamo cominciare a immaginare tutto un nuovo inizio su tante cose, fra cui anche questo qua dei monopattini. Nuovo comandante dei vigili urbani del comandante e Polizia vicecomandante, cittadina, sì. Polizia urbana. Sì. Abbiamo tempo ancora per un altro messaggio, chiedo ai colleghi. Sì. Questo è l'ultimo? Ditemi voi. Buongiorno, grazie. Questo è l'ultimo. Buongiorno Sindaco. A quando il nuovo stadio? Uno stadio in centro città è insicuro e anacronistico. Grazie Sebastiano. Si firma solo di nome, ma si firma. Sì, no, assolutamente, ma il nuovo stadio non è certamente nella nostra agenda. Oramai i nuovi stadi vengono progettati e realizzati dalle società sportive quando ci sono le condizioni. Quindi noi dobbiamo eventualmente limitarci a dare il consenso per l'utilizzo dell'area che ci verrà indicata, che ci verrà proposta, ma non la possiamo realizzare noi. Quindi dipende dalla società sportiva. Sì. D'accordo, grazie Sindaco per essere stato con noi anche questo mercoledì. Il prossimo, se non ci sono Pasque se tutto va in bene, arrivo, sì, dovrebbe. Che giorno è? Un minuto, il prossimo 16. mi pare, controllo subito. Sì, qua. è 16, non Sì. ci sono, sono a Roma. Va bene? No, sono a Roma, sono fuori Catania. Vabbè, ci rivedremo allora, Va casomai bene. dopo Pasqua. E allora auguri di buona Pasqua a tutti i catanesi, anche se è ancora un po' troppo presto. Evviva! Grazie al Sindaco Trentino, Sindaco di Catania, per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito. I programmi di Telecolor continuano. Buon pomeriggio.